Tutti fumati i posti disponibili per venerdì 18, quando allo Stadio Euganeo il Calcio Padova disputerà l'ultima partita casalinga, penultima del campionato regolare, contro la già retrocessa Clodiense. La certezza matematica non c'è, ma il venerdì santo potrebbe portare i biancoscudati, tornati in testa alla classifica dopo la vittoria di Trieste, il tanto agognato ritorno in Serie B. Tanti i tifosi che vorrebbero essere all'Euganeo venerdì, un desiderio che cozza proprio con lo stadio che da oltre un anno, dopo gli scontri della partita Padova-Catania, è a capienza ridotta. Da qui la richiesta del consigliere regionale Luciano Sandonà. Chiediamo con urgenza al prefetto, al questore di Padova, al comune di Padova e alla società biancoscudata una deroga per la capienza dello stadio, che sappiamo benissimo si può portare a ben oltre 10.000 spettatori, e l'apertura della tribuna superiore est dello stadio Euganeo, così come è stato fatto per la partita di finale playoff di 3 anni fa con il Palermo. L'obiettivo è arrivare ai 10.000 spettatori. Questo è necessario per dare la possibilità a tutto il popolo biancoscudato di recarsi allo stadio e di fare una grande festa venerdì sera prossimo.